Esposizioni, presentazioni di progetti e di libri, mostre fotografiche, eventi per i più piccoli e gli immancabili stand espositivi con i prodotti agroalimentari del territorio. È partito oggi e durerà fino a domani sera a Sas Cortes de Gracia, l'appuntamento nuorese di Autunno in Barbagia che quest'anno è interamente dedicato alla figura di Grazia Deledda a 150 anni dalla sua nascita. Un appuntamento che risente delle restrizioni Covid. Quest'anno niente tavolate all'aperto e la raccomandazione da parte del comune di rispettare le norme anticontagio. Dagli spazi rinnovati di Casa Chironi, che ospita l'esposizione di arte e artigianato nuorese sotto la direzione artistica della gallerista Chiara Manca, si passa alla Casa dei Contrafforti. Qui l'associazione Orto Benessere illustra il progetto già avviato del parco letterario Il Pino di Grazia Deledda, intorno allo storico albero alle porte di Nuoro, descritto dalla scrittrice nelle sue opere. E poi le mostre fotografiche ospitate nelle sale di Casa Ciusa, i laboratori per adulti e bambini, i percorsi lungo le chiese storiche e l'appuntamento con i prodotti alimentari a chilometro zero di Coldiretti in piazza Vittorio Emanuele. Per sapere come muoversi e cosa trovare, oltre agli infopoint presenti lungo il percorso, ai giardinetti in piazza San Giovanni e presso il centro Europe Direct, è possibile accedere dal sito del comune a una mappa interattiva sviluppata ad hoc dalla startup nuorese We Are Shardana.